Custozza sono il risultato del ritirarsi del ghiacciaio che risale all'epoca del Quaternario, che fu il nostro lago di Garda. Quindi si presentano come dolci colline con un'altitudine massima di 150 metri sul livello del mare, ma che sono caratterizzati da una tipologia di terreno estremamente variegato, proprio in ragione del fatto che derivano dall'attività di erosione di questo ghiacciaio. Questi luoghi, oltre ad essere un patrimonio vitivinicolo, sono anche luoghi di turismo e di cultura. Sono radicati in luoghi dalla forte tradizione, dalla storia, sono i luoghi del Risorgimento italiano, per citare gli ultimi grandi riferimenti storici che conosciamo tutti, ma sono anche seminati di borghi, di corti, di piccoli villaggi, di paesi, quindi esperienze enoturistiche, quindi luoghi proprio per immergersi nella natura, nel territorio con estrema naturalezza, e d'altra parte è cresciuta ed è pronta e sviluppata anche un'offerta gastronomica, possiamo dire, quindi prodotti tipici, prodotti di territorio, il broccoletto, il tortellino sono un esempio, i primi esempi che mi vengono all'occhio che costituiscono l'offerta naturale di Custozza e delle terre del Custozza che si estendono nei 9 comuni tra Verona e il lago di Garda. Custozza sono le mie origini. Mi sono allontanata per la mia esperienza personale, ma il richiamo e l'orgoglio di lavorare in queste terre, di produrre, quindi di mantenere la tradizione e mettere anche qualcosa di mio, quindi pianti per il futuro, proteggi un territorio ma aggiungi qualcosa di tuo che è destinato a passare ad altri, quindi è una sensazione unica, una fortuna dal punto di vista personale, quindi mi sento pienamente realizzata e mi dà forza, mi dà coraggio.